una rassegna che impreziosisce già quanto stiamo facendo in campo culturale e musicale a Follina, che da sempre ha rappresentato il centro di queste iniziative. Ben venga soprattutto questa iniziativa, che però si protrae nell'arco di un anno addirittura. Era quello che volevamo come amministrazione, era arrivare ad avere una manifestazione che poi si ripeta negli anni, ma che un turista, un appassionato che passa per Follina sa che quasi ogni mese troverà un evento culturale e musicale a cui potrà essere presente e così godere soprattutto della musica, perché Follina, come dice la nostra didascalia, dove l'acqua si fa musica. Avrei voglia di sapere chi davvero fu quell'uomo alto. L'idea nasce perché nel territorio stranamente e magicamente c'è una grande presenza di musicisti, e non solo di musicisti ma anche di gente di teatro, e quindi abbiamo voluto dar voce a tutte queste bellissime potenzialità che ci sono da anni qui a Follina e non solo, immaginando un'offerta che unisse queste potenzialità, ma continuativamente nel tempo, non il singolo concerto, non il singolo grande evento che poi sparisce, ma qualcosa che abitui la gente ad andare a sentire qualcosa di bello. Sì, l'idea anche di trovare un'iniziativa che non che perché sia un genere, ma che sia un qualche cosa di nuovo. In effetti l'idea di tutta la rassegna è quella di intrecciare il racconto con la musica. Ci siamo resi conto che nel nostro territorio ci sono molte persone, molti giovani che hanno questa necessità quasi di raccontarlo proprio con gli strumenti e con la voce che hanno, con l'esperienza che hanno. E quindi questa idea proprio di relazionare il racconto insieme alla musica. Tutti gli spettacoli che abbiamo proposto in effetti hanno per esempio musica dal vivo e alla base un racconto che è insieme anche un rimando o a un libro, o a un racconto, o a un'esperienza personale. Ovviamente abbiamo raccolto soprattutto le persone, i giovani e i ragazzi che qua nel nostro territorio si adoperano nel campo dell'arte, della musica e del teatro. Anche quelli meno giovani. E anche quelli meno giovani. Un omaggio doveroso lo devo fare a Sandra Toffolatti, che è proprio di Follina, è secondo me, oltre ad essere un'amica, anche una delle più bravi attrici che abbiamo oggi in Italia, e quando le ho proposto di poter esserci lei ha detto subito di sì, e tra l'altro con un monologo in realtà di Jimenez che aveva preparato insieme a un musicista, Claudio Piastra. Hanno subito accettato entusiasticamente di venire. Poi ci sono delle compagnie di Conegliano e unitamente a una grossa formazione di tango che è i Tragos de Tango, insieme abbiamo combinato questo spettacolo che proporremo proprio all'Anificio Paoletti il primo di aprile. Verrà anche Lino Brotto. Lino Brotto certamente. E comunque diciamo che l'offerta musicale va dalla musica del barocco inglese al jazz, a Beethoven. Diciamo che c'è un'antologia di generi molto varia che spazia tra epoche e luoghi. Proprio perché la differenziazione dei generi è proprio tipica delle persone a cui lavorano in questo momento, per cui in effetti abbiamo trovato proprio la ricerca nella poesia, anche o nel jazz o nel tango o nella musica antica. Del resto ricordiamo che c'è Elisabetta De Mirkovic che insomma che non dice niente, ma voi non... l'ensemble di musica medievale da Reverdy, che quest'anno non si esibisce qui, però diciamo siamo sulle scene da tanti anni, da un trentennio abbondante. L'invito è quello di esserci e di vivere l'esperienza. L'appuntamento è già venerdì prossimo
e poi comunque saremo presenti sui vari social. Le sale hanno sempre la capienza non molto allargata, insomma sono sale piuttosto piccole, per cui è sempre meglio prenotare per essere sicuri di avere un posto. Of strides, of falls, yes, we'll come through. Questa è una rassegna veramente importante per Foligno ma per tutto il territorio UNESCO, anche perché la cultura può essere veramente una leva per far decollare ancora di più un territorio che ha un grandissimo livello dal punto di vista paesaggistico, enogastronomico e ha tanto da scoprire dal punto di vista culturale. Questa rassegna sicuramente va nella giusta direzione, quindi grazie Foligno e grazie a tutte le associazioni di questo bel territorio. È sempre un piacere essere qui a Follina, alla presentazione di questi eventi culturali. Sappiamo bene che Follina è un comune nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, nelle colline UNESCO, che è molto partecipe a livello di manifestazioni culturali. Oggi è una dimostrazione, bene così, sicuramente questa è la strada giusta per il nostro territorio e per le nostre genti.